ancora tutti lì. Non ha capito niente quando ha urlato. Ho capito il pedale che si sta. Luca Bertoni quando è tirato il manubrio! Ma niente, tre giri fra un po' ci viene. Ci veniva la magari. Vai! Poi si va, dopo. Magari. Stamattina c'è stato un momento in cui questa mattina non è basta Ai. Ok, adesso avviso subito Ivan, mi porto
Dani. Nico. Cazzo fai? Vieni! Dani, non mollare, Dani! Il secondo gruppo ci deve essere uno, là di dietro. E dovrebbe essere Federico Colvini. No. Orfiglio, Falando, O Gozzi. No, no, li hai detti tutti. Sì, Gozzi. No, non ci siamo. Non c'è nessuno, avevo detto bene che non c'era nessuno. Io dicevo tu. Non è dove stanno? Oh, più avanti, dai, dai, dai! Bravo, l'acqua! Ale, Ale Luca, 35 secondi, dai Luca, bravo! Più su, vai! Due sempre là. Mi sa che hanno aumentato, non vedo che no aperto. Ah, 30 secondi. Ma questi da due gruppo. Aspetta il primo, gli altri. Guarda, come avevamo detto! 6,59. No, però non arrivano i tre! Si prendono prima di arrivare qua! Sì, arrivo. Perché si prende? Aveva 18. Come prima! Come fai a dargli la forza qua? No, non ce la farà mai quello. A meno che c'è un nostro, è lì Luca. Se esce fuori di qua. Viene. No, non viene a prendere. Lui. Vai Gigi! Dai! Vigili al termine, vedremo comunque ancora buono il margine di vantaggio quando mancano 12 km 200 metri, l'applauso come sempre del pubblico ed è l'atleta della San Carlese a fare l'andatura
dell'atleta Melloni. Ecco qua il gruppo che sta guadagnando qualcosa. 16 secondi, ti accogliamo con un grandissimo applauso all'ultimo passaggio prima della volata finale, ultimo giro ed è solo l'atleta della San Carlese, solo Melloni, Mattia Melloni solo, quando mancano 6 km alla conclusione, oltre 20 secondi in vantaggio. Ed ecco qua l'atleta con 51, ma è la Sidermec che sta conducendo l'inseguimento, ripeto. In vantaggio è Mattia Melloni, ancora il perfetto solitudine, Mattia Melloni, secondo numero 84. 76, 45, 73, sempre Ed è Mattia Melloni, secondo numero 84. 76, 45. Sì. Primo, secondo, terzo, grazie a loro di tutti gli sportivi di San Martino di San Prospero, ripeto, prima vittoria stagionale e prima vittoria assoluta per queste 2 vittorie e questo bellissimo secondo posto.